A prima firma del collega Soria, siamo di nuovo qui a portare all'attenzione del Governo la paradossale, per non dire drammatica, situazione dell'elettrodotto aereo Udine-Re di Puglia, un'opera che coinvolge 30 comuni del Friuli Venezia Giulia e che consiste in 40 chilometri di nuova linea aerea ad altissima tensione. Un'opera da oltre 100 milioni di euro, proposta dal Ministero dell'Ambiente e progettato da Terna SpA, che l'ha inclusa nel piano di sviluppo e la rete elettrica di sviluppo nazionale. Un'opera per cui sono stati già spesi 86 milioni. Un'opera che nessuno vuole, a parte ovviamente la stessa Terna, proponente del progetto, e evidentemente anche questo Governo. Un'opera priva di autorizzazioni, che deturpa il contesto ambientale circostante con piloni alti fino a 61 metri, che crea un danno irreparabile al paesaggio friulano, peraltro senza portare alcun valore aggiunto allo stesso. Dopo che questa vicenda va avanti da più di 13 anni, tra pareri contraddittori e ricorsi, noncurante della sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2015 che bocciò sonoramente il progetto per la costruzione dell'elettrodotto, nonché la valutazione contraria del Ministero dei Beni Culturali, la multinazionale Terna ha ripresentato esattamente lo stesso progetto e ha continuato l'opera di costruzione dell'elettrodotto, giunto ormai all'80% della sua realizzazione. Il Governo cosa ha fatto nel frattempo, invece di sospendere immediatamente l'autorizzazione a Terna? Nonostante il no del MIBACT, il Ministero dello Sviluppo Economico è riuscito comunque ad autorizzare la ripresa dei lavori, e il tutto in presenza del ricorso al TAR del Lazio, presentato da 7 sindaci del territorio friulano, appoggiati da cittadinanza e da comitati ambientalisti. Non dimentichiamoci che proprio il Governo è l'azionista di maggioranza di Terna attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quali sono stati i passaggi fondamentali di questa vicenda, che ha del paradossale. La storia dell'elettrodotto di cui ricorso al TAR è solo l'ultimo capitolo, è infatti un susseguirsi di atti contraddittori e di ricorsi. Si parte dal lontano 2003, quando si inizia a parlare dell'opera inserita nel piano di sviluppo della rete nazionale, piano, come abbiamo detto, che è stato approvato dal Governo. Nel luglio 2011 il progetto di elettrodotto riceve il parere positivo della Commissione Tecnica di VIA e successivamente nell'ottobre 2013 la Regione Friuli, con delibera di Giunta regionale 1841, approva lo schema della Convenzione quadro e definisce le misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Nel novembre 2013 Terna inizia i lavori di costruzione dell'elettrodotto in conformità all'autorizzazione ministeriale arrivata nel marzo del 2013. Quindi, il 23 luglio 2015, arriva la sentenza del Consiglio di Stato che rovescia la precedente decisione del TAR del Lazio, sui ricorsi dei comuni di Mortegliano, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Lestizza, Palmanova, Basiliano e Pavia di Udine, nonché di un'associazione sportiva, di alcune aziende agricole e di alcuni privati. Il Consiglio di Stato annulla sia il parere di VIA favorevole, emesso con decreto del MATM, di concerto con il MIBACT, sia il provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto rilasciato alla società Terna, con il decreto interministeriale del 12 marzo 2013. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che l'intero procedimento che ha portato all'approvazione definitiva del progetto Terna è viziato in radice dal momento che il MIBACT ha effettuato illegittimamente un bilanciamento di interessi che non gli compete e non ha esercitato la funzione di tutela del paesaggio prevista dall'articolo 9 della Costituzione, di cui è per legge titolare. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, nonostante fosse stata disposta la sospensione dei lavori, Terna ha proseguito le operazioni di messa in sicurezza del cantiere, ma a detta di molti cittadini, avrebbe in realtà proseguito indisturbata nella realizzazione dell'opera per almeno un mese, di fatto senza alcun titolo autorizzativo edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché senza dichiarazione di pubblica utilità. Il 18 febbraio 2016 il Ministero dell'Ambiente ha inviato a Terna dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale la comunicazione di procedibilità dell'istanza finalizzata alla rinnovazione del procedimento, cui è seguito il 17 giugno 2016 il parere negativo del MIBACT. La Regione Friuli Venezia Giulia ha invece espresso parere positivo, così come la stessa Commissione Tecnica di Via Vas, nota 2136 del 2 agosto 2016. Anche la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con nota 3156 del 13 giugno 2016, ha espresso parere negativo all'opera, ritenendo che l'elettrodotto determinasse effetti di intrusione e concentrazione di impatto paesaggistico elevato, senza esitare ad incidere in modo drammatico nell'ambiente naturale. Si ricorda infatti come nella VIA sia stato considerato nuovamente soltanto il progetto di realizzazione dell'elettrodotto in linea aerea, facendo mancare la possibilità di valutare anche altre alternative più favorevoli alla tutela del paesaggio. Questo significa, secondo la sovrintendenza, che sono state considerate soltanto le ragioni della costruzione dell'opera in linea aerea e non le ragioni della sua realizzazione senza impatti negativi sul paesaggio.
Al fine di superare il contrasto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Consiglio dei Ministri ha fatto propria la posizione favorevole al progetto del Ministero dell'Ambiente, cui è seguita l'autorizzazione del Mise alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto. I 7 comuni che già si erano appellati al TAR hanno quindi presentato un nuovo ricorso contro il provvedimento di VIA e contro la delibera del Consiglio dei Ministri, che ha superato il conflitto insorto all'interno della procedura di VIA, di fronte al parere contrario del MIBACT. Come vede, signora Sottosegretario, questa dell'elettrodotto è una storia fatta di contraddizioni e di molti lati che rimangono ancora oscuri. Ci può forse spiegare lei, signora Sottosegretario, perché i costi del progetto dell'elettrodotto sono lievitati di ben 16 milioni di euro dopo la sentenza del Consiglio di Stato senza una motivazione plausibile? Perché si sia voluto continuare con questo progetto quando da ben 7 anni si stia lavorando a un elettrodotto sottomarino da 869 milioni che metterà in collegamento direttamente la Slovenia con il vicino Veneto? E perché le linee della Regione Friuli vengono considerate da Terna a piacimento o vetuste o sovraccarica, quando finora hanno saputo reggere la situazione di maggiore criticità? Addirittura Terna, nelle sue rilevazioni statistiche, riporta anche nel procedimento di VIA, ha dovuto ammettere che dal 2008 al 2014 l'energia richiesta nel Friuli Venezia Giulia si sia abbassata dell'8,5%, dati che dimostrano ampiamente quanto quest'opera non sia giustificabile neanche dal punto di vista del fabbisogno energetico. Se invece di perdere 7 anni di tempo si fossero considerate tutte le alternative possibili, non ci troveremmo ora in questa situazione, ma questa procedura di VIA non l'ha mai fatto. La ringrazio. Onorevole Silvia Velo, ha facoltà di rispondere come sottosegretaria per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Sì, come è noto agli stessi interroganti, il decreto VIA del 21 luglio 2011 con decreto VIA è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il progetto dell'elettrodotto Terna SPA denominato Udine Ovest Re di Puglia ed opere connesse. Successivamente, il 23 luglio 2015, è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato numero 3652, con la quale è stato annullato il parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell'ambito del procedimento di VIA e di conseguenza il predetto provvedimento di compatibilità ambientale. A seguito della sentenza, in data 2 ottobre 2015, Terna ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente istanza di rideterminazione in merito alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura in questione, sulla base di un progetto non variato rispetto al precedente, ma ottimizzato in seguito all'inserimento delle modifiche localizzative e tecniche apportate in accoglimento delle prescrizioni di cui al decreto VIA del 2011. In seguito alla nuova domanda di autorizzazione, in data 13 novembre 2015, Terna ha presentato istanza presso il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per l'avvio di una nuova procedura VIA. Successivamente, il 15 febbraio 2016, la società ha provveduto a perfezionare la predetta istanza, fornendo una complessiva attualizzazione del quadro ambientale del progetto, che tiene conto della fase avanzata di costruzione dell'opera e dell'ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo stabilite e dandone avviso pubblico. È stata quindi avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione di verifica dell'impatto ambientale via VAS. La Commissione ha concluso le proprie valutazioni istruttorie sul progetto con l'espressione di parere positivo con prescrizione il 2 agosto 2016. Nell'ambito dell'istruttoria è stato inoltre acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 22 luglio 2016, mentre il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere negativo in data 17 giugno 2016. Poiché il contrasto tra il parere positivo della Commissione tecnica via VAS e quello negativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non ha consentito di giungere ad una concorde definizione del procedimento di VIA, è stata attivata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera C bis della legge 400 dell'88 che prevede il deferimento alla Presidenza ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, della decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni
contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competente in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Tale procedura si è conclusa con la delibera del 10 agosto 2016, con la quale il Consiglio dei Ministri, rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in questione per la sicurezza della gestione della rete di trasmissione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e per la possibilità di rimuovere i limiti allo sfruttamento dell'energia disponibili nell'area e in importazione dalla Slovenia, nell'ambito di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deliberato di fare propria la posizione favorevole del Ministero dell'Ambiente in merito alla compatibilità ambientale dell'opera in oggetto, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nel parere del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale via VAS. Sulla base della predetta delibera del Consiglio dei Ministri è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni numero 241 del 6 settembre scorso. Il 18 ottobre 2016 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria, nel corso della quale si è dato conto di tutte le osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni e si è preso atto dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati. A seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi è stato emanato il decreto di autorizzazione il 14 febbraio 2017. Tale provvedimento approva il progetto proposto e autorizza Terna a costruire ed esercire l'opera autorizzata. Il provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di consenso comunque denominati, compresa l'autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre effetto di variante urbanistica ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Si fa presente infine che in data 20 marzo 2017 sono state concluse positivamente sia le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni relative alla fase ante operam, sia la ricognizione relativa alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni in capo ad altri enti vigilanti, Regione Friuli Venezia Giulia e ARPA, relative alla fase propedeutica all'inizio dei lavori. In relazione a tali fasi non sono emerse criticità ambientali. Alla luce delle informazioni sopra esposte, il Ministero dell'Ambiente prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione verso la questione. La ringrazio. Facoltà di replicare l'onorevole Duva, prego. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta data. Dalle sue parole sembra infatti emergere la triste verità che l'elettrodotto si debba fare comunque, costi quel che costi, a prescindere dai pronunciamenti contrari al MIBACT del Consiglio di Stato e a prescindere dai comitati e dai cittadini che stanno orgogliosamente difendendo il paesaggio delle regioni Friuli Venezia Giulia. Terna va avanti imperterrita per la sua strada e ci mette di fronte a un fatto compiuto. Non curante della sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2015, Terna ha infatti ripresentato lo stesso progetto e nonostante il no del MIBACT il governo è riuscito ad autorizzare la ripresa dei lavori che sono iniziati proprio lo scorso 22 marzo. Il governo non può rimanere indifferente e sottrarsi all'appello lanciato dai comuni, istituzioni locali, cittadini e comitati ambientalisti, affinché venga fermata immediatamente la ripresa dei lavori per la costruzione dell'elettrodotto Udine Ovest Re di Puglia. Ad essere a rischio è la stessa tutela del paesaggio costituzionalmente garantita, oltre allo spreco di ulteriori risorse pubbliche, nel caso in cui i tribunali dovessero bloccare nuovamente i cantieri. Come Movimento 5 Stelle non ci stancheremo di portare avanti questa battaglia, a fianco dei cittadini, contro la ripresa dei lavori sia a livello nazionale che locale. Per questo chiediamo che venga immediatamente sospesa la ripresa dei lavori per la realizzazione di questo elettrodotto, in attesa del pronunciamento del TAR e, qualora servisse, del Consiglio di Stato. Ripresentare lo stesso progetto senza alternative e senza una seria valutazione dell'impatto sul paesaggio, che non può certamente essere definito basso, come ancora oggi Terna sostiene nei suoi elaborati, è già stato sufficientemente in passato al Consiglio di Stato per decretare l'invalidità degli atti, in quanto la tutela del paesaggio deve essere un principio fondamentale della Repubblica. Invece, passano i mesi, ci ritroviamo con gli stessi problemi, gli stessi progetti, gli stessi documenti, gli stessi piloni che hanno portato allo stato attuale. Il 22 marzo scorso, dopo 12 mesi dalla richiesta, si è finalmente tenuto presso il Consiglio regionale del Friuli l'audizione di Terna, dell'assessore regionale competente, delle associazioni ambientaliste e dei sindaci.
In questa sede i sindaci hanno ribadito la loro contrarietà all'opera e hanno sottolineato l'inopportunità della ripresa dei lavori, senza attendere il pronunciamento e la seconda richiesta al TAR del Lazio. Sono emerse poi moltissime incongruenze da parte di Terna. Nel luglio del 2015 Terna sosteneva infatti di aver realizzato il 70% dell'opera, avendo speso 70 dei 100 milioni di euro dell'investimento previsto. Oggi abbiamo scoperto che dopo lo stop arrivato con la sentenza del Consiglio di Stato, la multinazionale avrebbe speso ben 86 milioni di euro. Come sono stati spesi questi 16 milioni di euro in più? Per quanto riguarda poi le linee attualmente presenti in Regione Friuli, per i vertici di Terna queste linee sarebbero vetuste e sovraccariche, quando infatti ci dicono che la rete del Friuli Venezia Giulia finora ha retto senza grossi contraccolpi. Il direttore di Terna ha più volte insistito sul fatto che altre ipotesi, come quelle interrate richieste dai sindaci coinvolti e dal Movimento 5 Stelle, non erano sostenibili da un punto di vista tecnico e, a detta sua perlomeno, ambientale. Ma queste affermazioni contrastano con il fatto che da 7 anni proprio Terna sta lavorando al progetto dell'elettrodotto che collegherà Divaccia in Slovenia con Salgareda in Veneto. Quest'opera, voluta con legge dello Stato del 2009, costerà ai cittadini italiani 869 milioni di euro, un progetto che dimostra una volta di più l'assurdità dell'elettrodotto aereo Redi Puglia. Ci sarebbe da parlare, signor Presidente, signor Sottosegretario, anche dell'elettrodotto Terna che collega Rizziconi alla Sicilia. In realtà anche lì abbiamo situazioni simili, perché chiaramente i problemi che vediamo in Friuli Venezia Giulia, che è il tema dell'interpellanza, li vediamo in vari altri territori dell'Italia. Non è un caso infatti ci sia io a esporre questa interpellanza, perché purtroppo da nord a sud siamo tutti accomunati dagli stessi problemi ambientali e a me anche di salute. Ci auguriamo, Sottosegretario, che il senso di responsabilità di questo Ministero e del Governo, richiamati ai propri doveri costituzionali del Consiglio di Stato, voglia far sì che Terna ascolti le istanze dei territori e non solo i propri interessi economici e si possa pertanto pervenire alla valutazione di tutte le alternative possibili, prima di procedere con la realizzazione di un'opera che crea danni irreparabili al paesaggio, che ha costi ingiustificati e che nessuno vuole. Grazie. La ringrazio. A questo punto siamo all'interpellanza urgente 2719 degli onorevoli Gribaudo e altri su iniziative volte a garantire